Conferenza stampa stamani presso la questura di Agrigento in occasione del saluto del commissario capo della Polizia di Stato, dottor Vincenzo Di Piazza, già funzionario addetto alla squadra mobile e recentemente trasferito al compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni di Palermo, dopo circa 4 anni di permanenza in città. Presente anche il questore Maurizio Auriemma. Sono arrivato ad Agrigento, alla squadra mobile di Agrigento nel 2014, inizio 2014, sono andato via, adesso sono al compartimento Polizia Postale di Palermo. Sono stati tutti e 4 anni alla squadra mobile di Agrigento, anni in cui sono felice di aver potuto lavorare per questa città, per questa amministrazione in questa città, per la questura di Agrigento. In questi 4 anni spero di aver dato un contributo, ho seguito diverse indagini, lavorando prima con il dottor Empoli, poi con il dottore Minardi, coordinati sia dalla Procura di Agrigento sia dalla Procura di Palermo, ovviamente dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Ci siamo occupati di tutto in questi 4 anni, voi lo sapete, ci siamo incontrati tante volte per reati concernenti l'immigrazione clandestina, il traffico di uomini, soprattutto in diversi reati che iniziavano, si scoprivano a Lampedusa e poi si diramavano nel territorio sia siciliano che nazionale. La squadra mobile chiaramente sta continuando e continuerà sempre a contrastare i crimini riguardanti il traffico di droga, le armi, l'associazione mafiosa, chiaramente. Ho vissuto veramente un'esperienza incredibile ad ampio raggio, a 360 gradi, e ringrazio infatti i questori che ho avuto, il questore Finocchiaro e il questore Auriemma, e i 2 capi della mobile con cui ho lavorato, prima il dottor Empoli, come ho detto, il dottore Minardi da ultimo. Questo nuovo incarico che andrà a fare a Palermo, un incarico delicato in un settore postale, quindi telecomunicazioni, come lo ha affrontato, come lo affronterà? Mi occuperò di Financial Cybercrime a Palermo e poi il dirigente mi ha affidato anche le sezioni polizia postale sia di Trapani che di Agrigento, quindi comunque manterrò i contatti con questa provincia, sia con la sezione della polizia postale che con la questura, che chiaramente con la procura. Sono felice anzi di continuare a lavorare in questa città. Che consiglio dare ai tanti che magari oggi soffrono di questi virus infettati? Cosa bisogna fare in questo senso? Diciamo che c'è sempre, fra virgolette, la collaborazione del cittadino, nel senso che se il cittadino diffida da persone che via internet o comunque spesso anche magari via telefono chiedono un bonifico oppure un versamento di carta di credito per un affare non ben chiaro, allora se il cittadino diffida non viene truffato. Ecco, spesso magari la voglia di avere un guadagno facile o di fare un grande affare supera quella prudenza che invece è consigliabile in determinati affari avere.